Eccoci qui ancora insieme. In questa mattinata ci occupiamo di uno dei piatti simbolo della tradizione veneta, che è il baccalà, e che viene proposto in tantissimi modi nel territorio. Non esiste solo quello vicentino, quello alla vicentina, diciamo così, ma esiste il veneziano, esiste il polesano, e come ci racconta adesso un vero esperto della materia, esistono anche dei baccalà di montagna, delle zone di montagna. Dico questo perché è iniziato il Festival Triveneto del Baccalà, che per qualche mese porterà nelle tavole di moltissimi ristoranti del nord-est questo piatto prelibato in tante maniere preparato. Abbiamo con noi Armando Tagliapietra, che è un importatore di stoccafisso, perché in realtà si dice così, è un grande importatore di questo pesce. Dalla Norvegia arriva, ovviamente, dalle isole Lofoten, esattamente, e ci racconterà un po' di segreti anche perché ce ne sono sempre di nuovi da scoprire. Allora, intanto buongiorno. Buongiorno. Allora, questo Festival Triveneto del Baccalà, intanto spieghiamo un po' che cos'è. Beh, noi siamo partiti da voler un po' ringiovanire la figura del baccalà come lo si conosce adesso, perché noi lo conosciamo tramite ricette che sono nate dai nostri nonni, dai nostri padri, per cui a un certo momento adesso i giovani forse sono un po' restii anche al consumo. Allora abbiamo pensato perché non fare una gara tra ristoranti per diciamo, inventare delle nuove ricette, dei nuovi piatti. Chissà che magari in mezzo a questi piatti non ci sia una nuova ricetta che diventa valida come il baccalà alla vicentina o il baccalà mantecato, per dire. Ecco. Vuole dirmi che la PIL del baccalà sta un po' scendendo? Sì, direi proprio di sì, ossia i consumi dal dopoguerra a oggi si consuma un quinto di quello che si consumava dal dopoguerra. In compenso è aumentato almeno 5 volte di prezzo. Sì, il prezzo però non si è fermato, ecco, per cui a un certo momento abbiamo pensato di organizzare questo festival tra ristoranti. È una gara fatta seriamente, naturalmente, e anche sportivamente. Ecco, tra l'altro poi avremo anche la giuria, un componente, anzi il comandante della giuria tecnica stellata di questo festival. Ci sono nomi importanti. Franco Favaretto sarà con noi, che è lo chef di Baccalà di Vino di Mestre, ma ci sarà anche Giancarlo Perbellini di Isola della Scala, dell'omonimo ristorante, Nicola Portinari, che è della Peca di Lonigo, Pier Giorgio Siviero del Lazzaro 1915 di Pontelongo, Peter Bruna, il consulente appunto come chef stellato, e Andrea Sinigaglia per quanto riguarda la parte wine della faccenda, presumo, che perché è responsabile di Alma Wine Academy, assieme a Ettore Boniperti, che è presidente onorario del festival. Bisogna nominarli tutti perché sono tutte persone di una certa levatura, sostanzialmente. Esatto, noi abbiamo voluto fare, tra l'altro, adesso la giuria nei ristoranti, ci sono 30 ristoranti in gara nel Triveneto. Ogni ristorante organizza una serata per conto suo, in cui presenta 3 piatti che devono essere delle novità, delle ricette nuove. Intanto io mostro anche un po' il sito, perché effettivamente il programma ci porta a spasso per tutto il nord-est. Avete iniziato dalla montagna sostanzialmente? Sì, abbiamo iniziato un paio di settimane fa al Passo San Pellegrino, alla locanda al Biralago, e lì in pratica è iniziato il tour del giro del festival. Ogni serata, dicevo, ci sono questi 3 piatti. Il pubblico che va ad assaggiare questi piatti deciderà tra i 3 piatti quale può entrare a partecipare alla successiva finale. Per cui giuria prettamente popolare, sarà il gusto delle persone a decidere qual è la ricetta più buona. E intanto io sto mostrando alcune delle ricette che si possono preparare con il baccalà. Abbiamo visto degli spaghetti, dei tortellini, e questa che è una specie di spuma di baccalà. Di baccalà, esatto. Il nostro scopo è anche quello di invogliare un po', di mettere un po' la pulce, come si dice, nell'orecchio alla gente, di voler anche provare loro a casa, perché la materia prima è una materia prima che si presta a tutto, la si può fare, e
maltrattare, non si riesce nemmeno a maltrattarla perché il piatto viene fuori comunque sempre un buon piatto da mangiare. Tra l'altro il più famoso piatto maltrattato è il baccalà mantecato, che esattamente, viene che è forse quello più ribattuto più e nonostante apprezzato. questo sembra proprio la spuma del mare. Ecco, lei è un importatore di baccalà e sappiamo quanto la pesca in questo momento sia attenzionata a livello mondiale perché i nostri mari stanno soffrendo. Ecco, il baccalà è un po' in controtendenza da questo punto di vista. Sì, direi proprio di sì, anche perché la Norvegia ha sempre avuto molta attenzione per la pesca, ossia lì non si va a pescare sempre, ma si pesca. Tra l'altro dobbiamo tenere presente che la pesca del baccalà, del merluzzo, viene fatta, è una pesca stagionale che viene fatta durante la riproduzione del pesce. Il pesce scende dal mar di Barents, va alle Lofoten perché trova l'acqua più calda e lì deposita le uova dove praticamente è nato e riprende il ciclo. In questo periodo qua viene pescato e viene destinato alla salatura, fino a qualche tempo fa, o alla salatura o a essere appeso all'aria del mare del nord. Adesso viene anche venduto fresco, viene anche sfilettato, viene anche congelato, ossia viene anche preparato, ossia c'è tanta concorrenza sul merluzzo. Ma come dicevo prima, la Norvegia ha sempre avuto attenzione, per cui non si pesca così in maniera arbitraria, si pesca, tutte le barche hanno dei quantitativi da pescare. Quindi è ancora una pesca sostenibile? Sostenibile, pescato quello ci si ferma. E questo è diciamo una salvaguardia perché non si va a pescare gli interessi e mettere mano al capitale, ma si pesca solo gli interessi. Beh, insomma, questo è un aspetto determinante anche per chi vuole consumare qualcosa che non sta rovinando il mare, sostanzialmente. Esatto. Io ho visto dei documentari bellissimi, tra l'altro, sulla pesca del merluzzo che avviene in queste zone dove è un freddo. È molto freddo, insomma. No, alle Lofoten non c'è molto freddo. Non c'è molto freddo. Rispetto magari ad Oslo, ecco, per dire ad Oslo può fare meno 15, alle Lofoten meno 2, meno 3. Perché quello che il pesce attrae il pesce ad andare lì è proprio la corrente del Golfo. La corrente del Golfo che parte dalle Americhe, lì finisce proprio praticamente alle Lofoten. E questo crea un mare più caldo, tra virgolette naturalmente, rispetto agli altri mari. Oslo invece è all'interno di un'insenatura, per cui non ha quel termosifone che invece... Però visto che fanno prestissimo a congelarlo da quelle parti, il congelamento avviene in maniera quasi naturale, sostanzialmente fuori dalla barca già comincia a congelarsi. C'è una tradizione che è proprio lontanissima di legame con le isole Lofoten e il Veneto, una tradizione che rimane consolidata, cioè noi rimaniamo grandissimi consumatori di baccalà? Sì, direi proprio di sì, anche se non siamo in primi in Italia, perché c'è prima la Campania. Ah, la Campania. Perché consuma anche, tra l'altro, il salato, una regione che ha forte consumo di salato, per via di pomodori, di tutti quegli aromi, perché poi ogni regione ci mette le proprie caratteristiche, diciamo così, vegetali che ha, no? Le proprie sostanze, i propri profumi. E per cui diciamo la Campania ha un qualcosa in più di noi come consumi, però come qualità direi che il Veneto intanto è seconda e poi come qualità naturalmente noi vogliamo il massimo, ecco, della qualità. Senta, che cosa si aspetta da questo festival, oltre al fatto di avvicinare un pubblico più giovane al consumo di questo pesce straordinario di cui non si butta via niente, no? Niente, dicevo prima, il merluzzo è un po' lo stoccafisso, il merluzzo parlando del pesce fresco è un po' il maiale del nord, ecco. Da noi il maiale anche si adopera tutto o quasi, ecco, e anche del merluzzo perché viene viscerato, le uova viene fatta una specie di patè se non vengono essiccate, si mangiano le ganasce, si mangia la lingua che è l'unica parte che loro mangiano oltre al pesce fresco perché lo stoccafisso lì non lo mangiano assolutamente, per cui diciamo viene utilizzato praticamente quasi tutto dal pesce. Ecco, da noi un piatto di lingua, di baccalà, di stoccafisso, non so a che prezzo si aggiri perché è un piatto molto prelibato alla fine. Un piatto prelibato, quest'anno qua tra l'altro le quote sono state aumentate, per cui c'è stata più pesca e i prezzi anche stanno discendendo. Stanno scendendo, ecco. Stanno scendendo, quindi è una buona notizia, forse il pubblico magari si sarà già accorto frequentando magari i vari negozi, qualcosa sta andando giù, quindi sono fiducioso che questo sarà un motivo in più anche per provare a casa
per provarlo a farlo, a rifarlo come magari l'hanno mangiato o inventarsi loro stessi una ricetta nuova. Diciamo che l'era contemporanea fatta di velocità e non favorisce, diciamo così, il consumo di questo piatto, di questo pesce, che comunque lo si voglia preparare, in ogni caso un po' di tempo lo richiede. Certo. Noi come azienda siamo impegnati proprio in cercare invece di aiutare, di dare una mano diciamo, al pubblico per non dover aspettare i 3 giorni canonici dalla messa a bagno. Ecco. Noi cerchiamo, adesso sta proprio uscendo in questi giorni qua, il prodotto già praticamente spinato, bagnato, spinato e addirittura pastorizzato, quindi si va a casa, in un quarto d'ora si fa un mantecato e in un'oretta si fa una vicentina. Quindi proprio per cercare di avvicinare i giovani a un prodotto che ha un valore aggiunto rispetto a altri pesci, sia per le sostanze, le vitamine, gli omega 3, pescato in mari incontaminati, quindi in mari che non hanno assolutamente nessun problema dal punto di vista dell'inquinamento, per cui sarebbe veramente un peccato che andasse persa questa eredità che abbiamo ricevuto dai nostri vecchi, no? Perché magari il prodotto è un po' difficile da preparare. Allora andiamogli incontro un po'. E anche all'inizio insomma da manipolare, perché sappiamo che non è un pesce particolarmente profumato sostanzialmente, anche se poi alla fine una volta che è cotto è veramente molto molto buono. Questa è un'idea molto, molto interessante per favorirne il consumo senza togliere al pesce nessuna delle sue caratteristiche, ovviamente. Esatto. Ecco, brevemente ci può dire quali sono gli aspetti legati alla nutrizione, cioè le qualità nutrizionali del merluzzo così essiccato, perché noi usiamo questo essiccato sostanzialmente. Sì, indubbiamente i valori sono se uno lì in Norvegia ad esempio sono abituati a mangiarlo così, loro lo sfilettano e lo trovi come snack nei bar. Secco? Secco, così proprio viene grattato quasi, no? O se no ne prendono, quando i bambini cominciano ad avere i primi dentini, prendono un pezzettino di carne, di polpa, e glielo danno così da masticare, da rosicchiare, intanto si fa i denti, no? Diciamo noi. Ecco. Come facciamo noi con i cagnolini, esatto. sostanzialmente. Ma indubbiamente è molto ricco di proteine. Se noi pensiamo solamente che si parla che i vichinghi sono andati in America e facevano quei viaggi così lunghi in cui dovevano portarsi dietro da mangiare e dovevano portarsi dietro mangiare di sostanza che non andasse a male e che non prendesse spazio all'interno della barca, è facile da preparare, per cui è stato proprio il merluzzo, lo stoccafisso, quello che ha permesso ai vichinghi di viaggiare, scoprire, adesso si parla ormai quasi come una cosa certa, quella della scoperta dell'America in cui sono approdati. Come hanno fatto? Con un'imbarcazione, cosa mangiavano, come potevano sostenersi a mesi e mesi magari di navigazione. Ecco, è stato proprio lo stoccafisso, perché in sé lo stoccafisso è molto ricco di proteine e di vitamine. Ma dal punto di vista nutrizionale non è particolarmente calorico, no? No, non è calorico, anzi direi che il pesce è magro, poi c'è una parte di pesce che quando viene pescata all'inizio della campagna è un po' più grassa, perché le uova sono ancora piccole all'interno del pesce. Quindi quando noi andiamo a sceglierlo un baccalà sostanzialmente, cosa dobbiamo guardare? Lei che è un grande esperto. Ma è difficile per Lei cosa guarda quando li compra? Diciamo che è molto difficile per la gente deve fidarsi del posto dove naturalmente si serve, ecco, se è una pescheria, se può essere un supermercato come un negozio, ecco, di alimentari, però diciamo che il pesce quando arriva nei negozi è già selezionato, ecco. Direi che di non andare consiglio sempre: non prendete pesci tanto grandi, perché si va a spendere magari anche cifre importanti. Ci sono dei pesci che sono altrettanto buoni, sono più piccolini, poi adesso le famiglie non sono più quelle di una volta, per cui sono 2 o 3 praticamente persone. Si fa un baccalà da 400-500 grammi, si consuma subito e via. Volendo si può anche spezzare, si conserva c'è qualche modo per conservarlo invece
meglio una volta che si è comprato. Ecco, io l'attenzione la punterei proprio su quando viene reidratato. Quella è la parte più importante di tutto il procedimento, non è la cottura, non è la ricetta, ma è la reidratazione, perché deve essere fatta in acqua e messa in frigorifero il pesce. Non possiamo lasciarlo fuori, perché fuori parte una carica batterica che naturalmente è all'interno del pesce e poi sa odore da baccalà, si dice odore da baccalà quando va bene, quando ci va bene. Perché io ho notato che c'è una corsa quando si mette a bagno in casa a nasconderlo o in garage, o in soffitta, o nei terrazzi, tutto fuori naturalmente dalla casa, ma in posti che non va bene. Senso. Deve essere una temperatura controllata. Una volta non c'erano i frigoriferi, per cui il consumo quando faceva caldo si fermava. Adesso si può mangiare tutto l'anno, basta avere delle attenzioni naturalmente nel procedimento di reidratazione. Io ringrazio Ermanno Tagliapietra perché devo spartire un po' il tempo con anche lo chef Favaretto, che tra poco sarà con noi, e quello che mi resta da fare è dire quali sono i prossimi appuntamenti vicini, se ci sono ancora posti disponibili, perché so che vanno prenotati per tempo. Abbiamo il sito, quindi rimando proprio a vedere nel sito il Festival del Baccalà, in cui ci sono tutti gli appuntamenti segnati. I ristoranti non sono cifre importanti perché hanno fatto proprio dei prezzi proprio richiesti da noi in maniera per aiutare, per avvicinare la gente. E abbiamo la provincia di Trento che c'è un appuntamento proprio questo giovedì qua, e naturalmente c'è anche diciamo a Belluno, provincia di Belluno, sì, c'è il Capriolo, che invece è il venerdì. Ecco, così adesso tra un po' scopriremo anche che ogni città ha il suo modo di preparare il baccalà, il più famoso è quello alla Vicentina, ma scopriremo anche assieme a Franco Favaretto tanti altri modi di prepararlo. Grazie Ermanno Tagliapietra di essere stato con noi questa mattina, e tra pochissimo qualche ricettina molto sofisticata per preparare il baccalà, tra poco.